Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Microfono, eccolo qua, era giù. Il mio microfono l'abbiamo ritirato su. Eccoci qua, buonasera a tutti. Terza puntata, lunedì 31 ottobre, della terza serie del Giro del Mondo in 80 giorni. Come dice la sigla, conducono Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, benvenuto a bordo. Bene, si svolazza anche questa sera nonostante ci siano zucche in giro per il paese, zucche piene e zucche vuote. Adesso che hai detto il numero della puntata, la data eccetera, ho sentito un'inquietante sequenza di 3, secondo me c'è qualcosa sotto, adesso devo pensarci bene perché non mi viene in mente, ma sono sicura che c'è qualche mistero, qualche... Sì, ci sono un po' di zucche e zucconi che girano per... vuote anche, vero? Sì, sì, Rigorosamente sono quasi vuote. rigorosamente vuote, perché piene sarebbero molto più buone. Va bene, andiamo col primo brano, un brano nuovo uscito proprio 2 giorni fa, un videoclip di Giuditta con Pace, che avremo ospite prossimamente. Ok, microfoni spenti. Sì. No. Ma con i genitori vestiti, anche le mamme vestite, anche qua, è una roba incredibile. Sì, sì. Mi chiama a scendere nell'attesa di te.
Bene, Giuditta Pace su Radio Nostra, ma Rossella, viaggiamo subito, alziamo la nostra mongolfiera e partiamo subito verso... No, aspetta, oggi è così, scusate, il microfono era spento, il tuo, il mio funzionava, sarà Halloween, sarà, non so, ste Eh sì, zucche, certo, certo. Ci sono le streghe che ci mettono esatto, che si no. mettono di mezzo. Vai, Rossella. Allora, voliamo con la mongolfiera verso la Sicilia, atterriamo a Modica, dove incontriamo Giambattista Scivoletto, che è l'amministratore della società che gestisce i bed and breakfast, tutta una rete di bed and breakfast. Benvenuto Giambattista, benvenuto a Grazie bordo. Rossella, grazie Gianluigi, E salve a abbiamo tutti. chiamato Giambattista perché vogliamo di nuovo farci raccontare di un'iniziativa che è assolutamente in linea con questi tempi un po' di magra. Prego Giambattista. Sì, parliamo della settimana del baratto che è giunta alla 14ª edizione ed è una settimana, la settimana canonica, la terza settimana di settembre di ogni anno, in cui centinaia, se non migliaia di bed and breakfast ogni anno offrono alloggio in cambio non più di denaro, ma di quello che si ha o quello che si sa fare, quindi beni e servizi. Quest'anno è la 14ª edizione, devo dire che sta andando molto bene, le richieste sono tantissime e, e speriamo che sia un evento che sopravviva ancora a lungo. E- Sì, assolutamente sì, per quanto riguarda l'alloggio sicuramente, per quanto riguarda alloggio e colazione sicuramente, però ecco dovreste portare qualcosa di pari valore su per giù o offrire qualche servizio che possa essere interessante per chi gestisce il bed and breakfast. e quali sono questi servizi che si possono offrire in cambio di ospitalità? Allora, in teoria si può offrire qualsiasi cosa, però ecco, noi abbiamo categorizzato tutti i desideri dei gestori perché ce li facciamo dire e altrimenti sarebbe anche un po' pesante andare a interrogare uno per uno i gestori e chiedere cosa vogliono. Li abbiamo categorizzati in diverse categorie di beni o di servizi. I più attuali sono ecco, i nostri bed and breakfast in questo periodo richiedono ad esempio servizi da parte di fotografi professionisti o meno, ma insomma dei bravi fotografi o dei videomaker per realizzare un servizio fotografico professionale della struttura per poi presentarsi sui portali dove sono iscritti, ad esempio per il proprio sito web, oppure la realizzazione o alcuni lavori sul sito web, alcune consulenze per il social media marketing, traduzioni in più lingue, sempre per tutto ciò che riguarda ecco, la presentazione delle strutture online. Poi invece passando dal digitale al reale, moltissimi hanno bisogno di piccoli lavoretti a casa, quindi muratori, falegnami, elettricisti, imbianchini, questi troveranno sicuramente un sacco di strutture che per un paio d'ore al giorno di lavoro ti ospitano diversi giorni. Poi vabbè, questo portare qualcosa tipico della propria regione, cibi, olio, vino, sono sicuramente sempre ben accetti e poi via via fino a desideri anche i più strani. Quest'anno quello più strano in assoluto è una struttura, un agriturismo che cerca un domatore di asini. Gli asini. Sì, Ah, un domatore di asini per non so che tipo di... non so, forse vuole far fare i salti mortali al proprio asinello, che si chiama Carletto, ecco, lo ha specificato. beh, Quindi poi, vabbè, carinissima. poi abbiamo... Questa è carina, poi ci sono anche, non lo so, chi si accontenta di libri, opere d'arte, no? Se c'è qualche artista che vuole portare, non lo so, un quadro, una scultura, o un murale, se sono diversi murales, ma anche dei tatuaggi, ad esempio.
qualcuno è disposto ad ospitare in cambio di tatuaggi. Ora non mi viene più nient'altro in mente, ma devo dire che le categorie sono tantissime. Beh, mi sembra che già, insomma, dall'elenco che hai fatto abbiamo capito che è veramente ampio il ventaglio, no, delle possibilità. Sì, Ma gli anni scorsi, cioè, funziona questa cosa perché è diverso dal modo tradizionale che noi abbiamo di viaggiare, di essere ospitati, no? sì, consideriamo che, ecco, diciamo che sono sempre sul migliaio le strutture che aderiscono, quindi qualche migliaio di viaggiatori in una settimana riesce a trovare posto. Ecco, se fossero di più sarebbe difficile, però dobbiamo dire anche che molto spesso le strutture non sono elastiche, ecco, i gestori sono elastici, non si limitano solo alla terza settimana di novembre, ma se ci sono necessità differenti sono disposti anche ad ospitare in altri periodi dell'anno. Noi lo facciamo e lo limitiamo a una settimana, alla settimana di novembre, sebbene sul sito poi è possibile anche ricercare quelli che accettano il baratto tutto l'anno e sono una buona parte. E sono sparse un po' in tutta Italia queste strutture? Copriamo tutta l'Italia, sì. Tutta l'Italia. Non ci sono delle prevalenze magari in certe zone? Beh, allora, essendo la terza settimana di novembre, ad esempio, è difficile che dove si scia, ad esempio, dove inizia la stagione sciistica, si riesca a pensare ecco, diciamo, a fare baratto. Lì le strutture magari si riempiono un po' prima e quindi, diciamo, ecco, difficilmente si trova posto dove si scia, però in tutto il resto della penisola, sì, tutto il resto della penisola si trova posto assolutamente. Considerate che poi in moltissime parti della penisola noi abbiamo scelto la terza settimana di novembre proprio perché è un periodo di bassa stagione, quindi non volevamo pesare sul bilancio della struttura ricettiva, quindi e volevamo anche che comunque molti aderissero, proprio essendo un periodo di alta stagione, magari uno si sente più propenso a scambiare l'alloggio in cambio di beni e servizi piuttosto che il denaro. E immagino che ci siano anche attività legate, non so, ai giardini, alle piante, all'agricoltura. Assolutamente sì, si cercano taglialegna, giardinieri, aiuto nella raccolta delle olive, che magari qui in Sicilia si fa fra settembre e ottobre, ma andando più in alto in Italia invece si arriva fino a novembre. Quindi veramente un vastissimo repertorio di attività manuali e Sì, non. se c'è la voglia e la capacità di fare, ecco, sicuramente è un buon modo per viaggiare veramente a costo zero. E senti Giambattista, prova a darci qualche coordinata, cioè in pratica hai detto la terza settimana di Terza novembre. settimana, il sito è settimanadelbaratto.it, potete selezionare le strutture per regione, oppure potete selezionare le strutture per tipologia di desiderio. Noi abbiamo fatto una categorizzazione molto ampia, quindi il fotografo cliccherà su fotografi e videomaker, chi vuole portare prodotti tipici cliccherà sulla sezione prodotti tipici, olio, vino, formaggi, eccetera, eccetera. Lì ci sono le strutture che hanno espresso proprio il desiderio di ricevere quel tipo di prodotto, quel tipo di servizio, si contatta e si contratta. Ecco, non c'è prenotazione immediata, quindi c'è la possibilità di chiamarsi, dialogare tutto il tempo che si vuole, poi una volta che si conclude si parte. Bello. E hai notizia se in qualche caso si è stabilita una relazione per cui le persone tornano di anno in anno nella stessa Sì, struttura? sì, 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 sì. Noi ogni anno, diciamo, c'è sempre un nucleo di una nicchia di viaggiatori che ci chiede già a settembre quando sarà la prossima settimana del baratto e sappiamo che ne approfittano ogni anno, quindi oramai sono diciamo avvezzi alla ricerca e magari partono prima a cercare di prenotare perché ecco, se uno ci arriva a ridosso della settimana, magari nelle zone più richieste, Roma, Venezia, Milano, Torino, Firenze, ecco, magari è difficile andare a trovare posto lì. Quindi pensarci
ecco qua. E in effetti adesso ho messo il portale in visione. In effetti è bello vedere articolo di giornale, massimo 6 notti per una persona oppure 3 notti per 2 persone in cambio di articolo di giornale sulla struttura. Sì. Oppure Sì, pochi ci sono, pochi ma ci sì. sono. Dopo c'è anche l'influencer, una notte con 2 persone con almeno 10.000 followers. Sì. Insomma, e quindi in effetti Beh, dividendole 10.000 per... followers è il minimo beh, per sì, potersi dire influencer. sì, certo. E Già appunto, come abbiamo dicevi, ci speranza. sono le varie falegnami, fotografi, ce ne sono tante categorie, Sì, dove sì, oltre sì. alle categorie ci sono dopo anche le varie regioni, quindi uno si può giostrare e vedere cosa può trovare, Sì, insomma. ecco, bisogna avere un po' di spirito di avventura, non è che se uno vuole andare, non lo so, cerca una struttura attorno a Piazza Duomo a Milano, la trova sicuramente, ecco. Cioè, è probabile che, ecco, deve scegliere, è come buttare la freccetta sulla mappa, dove trovi chi riscontra la tua offerta, chi desidera ricevere qualcosa relativamente alla tua offerta e poi parti. Ma è anche un modo per scoprire anche l'Italia, no? Esatto, infatti Cioè, stavo Sì, per dire, un po' andare anche alla scoperta, no? sì, perché poi ci sono delle strutture bellissime che aderiscono e magari lo fanno in periodi di alta stagione, di bassissima stagione in cui dovrebbero essere chiuse ma aprono. Quindi magari tu vai a scoprire una zona fuori dai circuiti turistici di massa, che anche quella è un'esperienza che secondo me si deve fare. Dopo che tu ti sei fatto l'estate a Rimini o non lo so, hai passeggiato per Roma in primavera o a Venezia magari nel 90% dell'anno, che è sempre strapiena, ecco, trovare una struttura in una zona in campagna o in una città in cui in quel periodo non c'è il turismo di massa è anche un'esperienza da fare. certo, assolutamente. E poi appunto è un esempio, dicevamo, di virtuosa economia circolare, no? Anche se non vogliamo tornare completamente al baratto, però qualche momento così di scambio che diventa anche Sì, relazione umana può essere carino, può essere divertente, no? sì, esattamente lo spirito è quello lì. Noi non vogliamo, non pretendiamo che si passi al baratto, no? Sappiamo benissimo che è molto meglio avere il denaro per evitare di avere, non so, di scambiare le fragole solo nel periodo in cui ci sono le fragole. Quindi, però, è anche quella lì è un'esperienza particolare. Ne può approfittare chi magari in questo periodo non ha grandi possibilità, ma vuole comunque, ha lo spirito d'avventura, ma anche chi ha le possibilità, ma ne approfitta per la simpatia dell'iniziativa. Ecco, noi è un'iniziativa che a molti sta simpatica e viaggiano proprio perché è interessante, diciamo, questo scambio di competenze in cambio di alloggio, quindi perché non approfittarne? Anche a noi sta molto simpatica, infatti ti abbiamo richiamato proprio per questo. Grazie. Va bene. Bene, tiriamo su la nostra mongolfiera da Modica. Sì, perché abbiamo delle altre tappe abbastanza impegnative da fare in giro per il pianeta. Sì. Allora, in bocca al Buon viaggio. lupo e buona settimana del baratto che sarà Eccolo qua, hai adesso una lo data? rimetto 14, anch'io. Eccolo dal qua, 14 al dal 20 14 al novembre. 20 novembre 2022. Sì, però risottolineo che comunque i gestori sono elastici, quindi Sì. anche in altri periodi dell'anno. Perfetto. Bene, Grazie. Grazie a voi. Giambattista, Grazie a voi, un e saluto ci a tutti. risentiremo. Ciao, grazie. Grazie, arrivederci. Sexta-feira eu vou me descuidar. É você pedir que eu vou.
Sambar, sambar que eu quero ver, muda toda a cor da beleza, vai desfilando, vai me endoidecer. Quero ser o seu mestre-sala, roda essa saia, arme e desarma quem te vê. Olelê, segue encantado até o dia amanhecer. Vai girando o seu estandarte, mostrando arte, abrindo alas, natural. É fatal, ao te ver passar, o povo vai te enaltecer. Sexta-feira eu vou me espalhar, junto à nossa escola festejar. A porta-bandeira vai brilhar, sua ginga vai nos embalar. A roda da saia é como uma rosa, é majestosa, e na avenida vai crescer. Você vai ganhar e vai me ganhar, no meu carnaval só dá você. Vai abrindo a roda, sorriso, assanha, e no pé a façanha. Sambar, sambar que eu quero ver, muda toda a cor da beleza, vai desfilando, vai me endoidecer. Ecco qua, portabandiera Lica e come eravamo d'accordo, abbiamo Lica in collegamento. Ciao Lica. Ciao, buonasera, buonasera a tutti che ci Ciao, ascolta. sei contenta? Contenta? Io sono veramente felice, ho un grande sollievo e avevo detto anche a voi ieri che se non vinceva Lula credo che sarei stato in una grandissima depressione, siccome anche se non sarà una transizione molto facile perché Bolsonaro non molla e non vorrebbe mollare, però secondo me ecco, cioè, importante è che è riconosciuto internazionalmente, nazionalmente, anche le entità, cioè, diciamo, più connesse con il Tribunale Superiore Elettorale, eccetera, eccetera. Insomma, non c'è una maniera di rifiutare, anche se lui ha avuto 50 milioni di voti, più o meno, e Lula 60. Perciò molta gente in Brasile ha votato anche lui, ahimè. Ma no, non può neanche dire che ci sono stati brogli, perché sentivo che c'è un voto elettronico, no? No, non può dire che ci sono stati... Lui ha sempre voluto dire così. Però, sai, cioè, ci sono stati molti sbagli, molte aggressioni anche armate nell'ultima settimana. E secondo me questo ha fatto dubitare anche la gente che gli era fedelissima, che il Brasile dovesse continuare a vivere questa atmosfera di guerra. Addirittura la gente armata per strada in mezzo alla città di San Paolo, mai vista, non c'è mai stata. Non siamo un Nord America noi, cioè, siamo Sud America, però voglio dire, questa cosa della gente comune, armata, eccetera, che
con le armi che ha voluto Bolsonaro per forza, cioè, e anche, diciamo, io sono felice anche perché vivendo all'estero, cioè l'attitudine anticlima mondiale di Bolsonaro ci ha fatto perdere molta stima internazionalmente e questa dignità credo che le riavremo con Lula. Credevo che stessi per dire ci ha fatto perdere molti milioni di metri quadri di foresta. Ma sì, ed è vero, ed è vero. Comunque c'è... Il Brasile è una terra molto difficile di governare perché è ampia. Molto grande. Quanti abitanti? 200 Siamo milioni. 215 milioni, però ecco, ci sono regioni più concentrate. Infatti per le elezioni São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais sono i 3 stati più ambiti. Noi siamo divisi in stati. No, cioè, credo che lo scambio culturale, cioè il Brasile, più che altro, cioè, diciamolo pure, il Brasile è una terra ibrida. Io sono brasiliana e mi chiamo Corsini Ceccato. Cioè, sono figlia di migranti, nonni, sono 4 nonni italiani. Come me c'è gente dell'Africa, del Giappone, ci sono chiaramente gli indios che sono gli unici veri brasiliani nativi, ma siamo un popolo ibrido e questa è la nostra ricchezza. Certo. Che Lula ha saputo approfittare, cioè eravamo riusciti ad uscire dalla mappa della fame e oggi ci siamo ancora, cioè ci siamo di nuovo con 33 milioni di persone che passano la fame in Brasile. Voglio dire, la speranza è che questo cambi in meglio, chiaramente, no? Allora, le preoccupazioni derivano un po' dallo scarto, cioè in termini assoluti sono tanti milioni di voti, ma percentualmente è molto bassa la differenza fra Lula e Bolsonaro. L'altra preoccupazione riguarda, e quindi c'è il timore che insomma lui tiri fuori qualcosa, anche perché... Comunque c'è stato di tutto, c'è stato che l'attuale presidente Bolsonaro ha cercato di tutto per non far votare i più fans di Lula che sono nel nord-est, ha cercato di chiudere le strade, di impedire, di far scendere dagli autobus. Abbiamo avuto un'elezione infernale, però. È storica questa vincita, è storica. Io sono felice, guarda, è un sollievo, sorrido. Ah, credo che siano e domani molto in Giappone, no? E in Giappone lui ha perso, e invece in Italia Lula ha vinto. Ah, perché avete anche cioè, vivendo all'estero, ecco, in Italia i brasiliani hanno votato Lula. Che vivono qui in Italia. Sì. E invece io vado in Giappone domani e so che in Giappone hanno votato Bolsonaro. Non capisco perché, forse sono troppo lontani per capire. Ecco, certo, sì, visto da fuori credo che sia difficile avere il polso, no? Chi viveva lì e ha visto cosa succedeva con il Covid, con la sottovalutazione del Covid, con i poveri che aumentavano, con la fame, eccetera. E poi però dicevano che ci sono anche i governatori. Non è soltanto questo, sai, cioè, vogliamo parlare di un aspetto un attimo anche più, cioè questo è il basilare, da mangiare per tutti, come dice Lula, ci deve essere in una terra che è la terza terra di produttrice di cibo. Oddio, ci siete? Sì. Di cibo del mondo, perciò ci deve essere da mangiare per tutti. Però, ad esempio, il governo Bolsonaro aveva tolto il 100% dei soldi per la cultura a tutte le ambasciate brasiliane. Io non sono l'unica artista a vivere all'estero. Quante volte in Giappone, ad esempio, io non soltanto ho suonato all'ambasciata, ho fatto un disco dal vivo in ambasciata, ho fatto una mostra di dipinti miei
all'ambasciata brasiliana a Tokyo, e tante volte ho suonato anche in un corrispondente del Blue Note di Fukuoka, con l'aiuto e il supporto dell'ambasciata brasiliana. Sono andata, non so, 7 volte, sarò andata in Indonesia e sono andata a Praga, ho fatto il Brazilian Day a Stoccolma. Insomma, c'era un aiuto, non dico consistente perché non è possibile, però un aiuto agli artisti, e tutta questa parte culturale è stata tagliata. Tant'è che quest'anno sono andata alla Mostra del Cinema di Venezia e la bandiera brasiliana non c'era, perché non c'è neanche un film brasiliano, e il cinema brasiliano era forte. Dunque, cioè, anche in Giappone la musica brasiliana va forte, cioè, però noi non abbiamo avuto zero da quando è entrato. Dunque, Lula non ha tanto tempo perché ha già detto, premesso, che lui farà soltanto un mandato e sono 4 anni. Si sa che il quarto anno è la elezione. Quanti anni ha Lula? Lula ha 76 o 77. Comunque ha già detto che lui vuole riprendere, farà quello che potrà. Non è un grande periodo perché diciamo nel quarto anno appunto si ricomincia con le elezioni, e comunque io spero che vada bene il suo governo e che si continui in un'ottica di crescere, di andare avanti, certo, e non andare indietro sui piccoli passi democratici che abbiamo fatto noi. certo. Anche perché Lula ha una costanza, perché la terza volta, no, il terzo mandato per Lula, ma non solo, lui aveva già partecipato a varie elezioni anche già prima, no? Altre 4-5 volte, insomma. Sì, lui ha perso anche per Fernando Henrique Cardoso, ha perso. Però vedi, cioè, a differenza, quando lui perdeva, cioè, ad esempio si scherzava oggi alla televisione brasiliana, lui ha perso per Fernando Henrique Cardoso, gli sono caduti gli occhiali a Fernando Henrique Cardoso a un certo punto del suo discorso e lui si è abbassato a prendergli gli occhiali e gli stava passando, cioè aveva perso Lula. Perciò c'è un punto di vista democratico che purtroppo Bolsonaro non ha. È di estrema destra. Ecco. Ma non ha neanche mai fatto finta di averlo, cioè sempre molto... Esatto. E dunque cioè, io con questo la speranza è di rinascere e di far rivivere, di riprendere questa grande potenza creativa che abbiamo noi, non soltanto in termini artistici, anche in termini commerciali, ma anche di scambio con tutto il mondo. Cioè, mi ricordo allora, quando era ancora il governo Lula, cioè, non so, adesso, che noi, ad esempio, siamo per la medicina per l'AIDS, no? Per il SIDA, per l'AIDS, siamo molto avanti e scambiavamo con l'India i software, che loro sono bravissimi. Cioè, questo scambio, e infatti tanti leaders mondiali hanno fatto un complimento a Lula con la speranza di tornare ad avere un rapporto. Il Brasile è sparito, non lo vedi più. Sì. Perciò, capito, cioè, io sono molto felice per questo, sono felice perché questa settimana ho firmato un contratto e 2 dischi miei che erano in baule da 8 anni saranno lanciati. Complimenti! Vabbè, complimenti! Un pianista meraviglioso italiano che si chiama Carlo Morena, e abbiamo fatto 2 dischi di voce e pianoforte, molto intimo, però dal jazz alla musica brasiliana. E ci sono anche versioni di musica, perché quando ero piccola la musica italiana leggera era molto in voga in Brasile. Allora Sergio Endrigo, c'era Domenico Modugno, Tenco, erano molto popolari come Rita Pavone. Insomma, e io ho preso certe di queste musiche e ho fatto anche una versione in portoghese, insomma, sarà abbastanza carino, vi manderò il link alla radio, chi vorrà ascoltare, volentieri, sarà lanciato solo online, però ecco, cioè, oggigiorno è online che si lancia, no? Certo. Sì. Ed è la GB Music, si chiama, di Giacomo Bondi, insomma, sono molto contenta di questa cosa qua, poi insomma, e domani vado nel mio Giappone, che sono 3 anni che non vado.
E come pensi di trovarlo? Cioè, sono molto emozionata, però allo stesso tempo è come quando loro guardano me, che al primo sguardo una donna alta, 1,80 m, che un po' parlo con le mani, cioè tutt'altro, diversa, no? Al primo colpo magari possono Prendere trovare paura. strano. Prendere paura. Dopo un secondo, siccome parlo la lingua loro, leggo, e si capisce che sono dentro quella cultura, non c'è più questa distanza. Allora io spero che anch'io trovi un attimo di stranezza, però subito dopo, cioè, sarò a casa mia, spero fare dei concerti, delle presentazioni come ho sempre fatto lì, porto la mia chitarra, il mio shamisen e via. Bello, bello, bocca al lupo, allora te lo auguriamo. Però tornando un attimo alla musica, anche qui hai Sì, fatto lo scorso anno quel disco con Stefano, con Stefano Scutari, sì. e le due comete, giusto? Infatti lo porto perché in Giappone si vendono ancora tantissimi dischi, credimi. Allora, aspettiamo un attimo, adesso ci ascoltiamo le due comete, sperando che Stefano si colleghi e Sì, dopo ritorniamo. Intanto ci ascoltiamo le due comete. volentieri. Sì. Vorrei parlarti ancora un po', ma sei partito senza dire addio. Vorrei capire come mai la gente quando parte lascia dietro una traccia di sé. Vero, con te io partirei, lo sai, ma resto e sento che oramai due comete non si toccano, si incrociano, viaggiano, ognuna per sé. Aperte all'universo sono amanti esiliati, due occhi sullo stesso viso, naturalmente sincronizzati. La prima notte è per te. Secondo il suono siamo noi, una maggiore armonia, e poi siamo stati buoni amanti, ma come le comete non ci allontaniamo. Aperti all'universo sono amanti esiliati, due occhi sullo stesso viso, naturalmente sincronizzati. La prima notte è per te.
secondo il suono siamo noi. Una maggiore armonia e poi siamo stati buoni amanti, ma come le comete ci allontaniamo. Ci allontaniamo. Ci allontaniamo e ci allontaniamo con la nostra mongolfiere. Siamo andati a recuperare direttamente il lido Stefano Scutari. Ciao Stefano, monta su con la Ciao nostra a tutti. mongolfiera. Ciao, ci stiamo Ciao. tutti, c'è il Lica, c'è la Rossella, ci sono io, c'è anche il tuo gatto, si sta... Sì. Sì. Come va Stefano? Allora, queste due Bene. comete, questo ultimo disco, È un lavoro che abbiamo fatto io e Lica per sopravvivere durante la pandemia, sopravvivere spiritualmente ovviamente. C'è stato un momento che non potevamo uscire nemmeno di Venezia, della provincia, perciò... E questa era una voglia che avevamo da tanti anni di fare un secondo album, perché il primo album della mia vita l'ho fatto con Stefano. Our favorite song. Esatto. Ecco. E poi nell'album c'è una canzone veneziana che Lica ha scritto la musica e la Donatella ha scritto il testo. Eontan. Si chiama Eontan. lontano. Lontano. Allora, il disco si può trovare, si può comprare anche, mi pare, no? O si può solo scaricare sulle varie piattaforme. Sì, si può scaricare. Sulle varie piattaforme, ne abbiamo fisicamente. Aspettiamo di fare un grandissimo concerto e vendere tutti quanti. Esatto. Insomma, allora Lica, lavorare con Stefano com'è? Beh, Stefano per me è più di un fratello. Stefano è stato il primo amico che ho conosciuto nel Veneto. Arrivavo da Roma, suonavo in un ristorante bar, un posto molto elegante. Il proprietario era un afficionato del jazz, no? Che si chiamava Sedano Allegro a Treviso. E così una sera Stefano è venuto con sua moglie di allora e degli amici, e una di loro era un'amica mia brasiliana con cui avevo studiato a San Paolo quando avevo 16 anni. Tutta una coincidenza. Comunque siamo diventati amici immediatamente. Io adoro Stefano, ho imparato e imparo sempre tantissime cose con lui. Tutte le volte che abbiamo suonato non c'è stata una volta che non sia stata meravigliosa. Non lo dico perché qua adoro suonare. Che bello. E Stefano, per te lavorare con Lica? Beh, sì, è uguale, le stesse cose che ha detto lei valgono anche per me. Ci conosciamo da 40 anni, siamo come fratelli. E quindi ogni volta che suoniamo è un divertimento per tutti e due, perché c'è molta intesa, ovviamente, dopo così tanti anni, insomma. Ecco, poteva essere un fratello, essere stonato, o un musicista che non è molto bravo, no? Invece è un fratello che suona bene, canta bene, mi fa bene. Oltre a essere, cioè, avere questa armonia come persone proprio, di amicizia profonda, c'è una grande intesa musicale, secondo me. Allora, Stefano ha fatto anche un lavorone, possiamo dirlo, sulla canzone veneziana, no? Ha fatto una ricerca, dopo hai musicato. Quanti brani hai musicato? Saranno... Una quarantina?
No, di più, perché ho fatto 4 dischi per la Regione Veneto, un scofanetto triplo e poi un secondo lavoro, un secondo disco singolo. E là saranno circa una novantina di canzoni. E poi ho fatto altri dischi di canzoni, uno per il Mari di Carta e poi un altro per un piccolo produttore di mestre che si chiama Note in Canale, e quello di Mari di Carta è no, aspetta, come si chiamava? Ballate Barcarole. Sulla laguna? Navigare in laguna, sì. Navigare in laguna. Purtroppo la canzone veneziana è poco valutata, ingiustamente secondo me, perché ci sono dei brani di autori bellissimi che non hanno niente da invidiare a nessun altro genere. Anzi, non c'era una mongolfiera quando siamo andati a suonare solo musica veneziana a Tre Porti? Ma c'era una mongolfiera che faceva un film? Credo di sì. Ma appunto, cioè io ho visto il lavoro, anche quello diciamo grosso, chiesto dalla Regione Veneto per questa raccolta delle canzoni veneziane, ha fatto sì di riscoprire tantissime canzoni che erano perse oppure non si erano mai sentite. Sì, ci sono tantissimi. Cioè, pochi stanno lavorando in questo senso, però il materiale ce n'è ancora e dovrebbe essere rivalutato, secondo me. Rivalutare canzoni di questo tipo vuol dire cantarle e suonarle e farle conoscere. E farle conoscere, ovviamente. Però io che sono brasiliano ho dovuto imparare, non so, 14 canzoni, non so. Vi dico, cioè, non mi considero una musicista così precaria e vi dico che ho dovuto studiare tantissimo, perché non sono facili. Le canzoni non sono facili, hanno degli intrecci di voce, hanno un tempo molto preciso, abbiamo fatto dal 700 fino a oggi, no? E io che ho dovuto imparare, vi dico, cioè, ci vuole un impegno. Non sono canzoncine. Ma sono canzoncine. No, non è quel concetto. Canzoni belle, difficili e secondo me vale molto la pena fare rinascere, fare conoscere, insomma, molto importante per il futuro del Veneto. Cioè, forse anche una colpa ce l'ha anche, diciamo, la città di Venezia, perché insomma senti girare in gondola e cantano canzoni non certo veneziane, più napoletane, perché no, la conoscenza della canzone italiana sembra sia solo quella napoletana, no? In giro al mondo, mentre una colpa, diciamo, che anche i gondolieri potrebbero averla, che potrebbero anche inserire qualche canzone veneziana, se non quasi tutte, nel loro repertorio quando fanno le serenate. Sì, un po' di più di quello che fanno. Beh, è comprensibile che bisogna accontentare i turisti che vogliono sentire le canzoni italiane più famose nel mondo. Quello che sanno già, purtroppo. Sinceramente, cioè, anche i dischi che Stefano ha fatto con una cantante che è la nostra amica Donatella Castellani, che è veneziana, è di una grazia unica, perché intanto lei è veneziana e chiaramente, e poi è mezzo soprano, ha una voce molto... È venuta questo disco. Qual era questo? Navigare in laguna? Navigare in laguna. Sì, comunque sì, anche per gli ascoltatori, insomma, sono tutte cose che si possono reperire su YouTube. Spotify, ma anche su YouTube. Sì, ma anche su YouTube si trova tanto, insomma, no? Sì, penso ci siano, forse non tutte, ma quasi tutte. Certe sono anche registrazioni fatte da voi, no? Fatte home recording, così, no? Sì, perché ci sono. Poi abbiamo fatto anche con Daniele Galletta, abbiamo fatto una serie di
puntate su YouTube, appunto, sulla storia della canzone, sui vari periodi, il Settecento, l'Ottocento, il Novecento, insomma, cercando di appunto dare un'identità un po' più chiara all'evoluzione della canzone veneziana, cioè che non è una roba che non è mai esistita, è sempre esistita. Come fatto adesso ci manca andare in giro al mondo a suonare la canzone veneta, Stefano. Noi abbiamo suonato dappertutto nel mondo, Germania, in Brasile, qua e là, no? Adesso bisogna portare la canzone veneziana in giro al mondo. Bisognerebbe, sì. In effetti adesso lo vediamo su YouTube, ho messo l'antologia della canzone veneziana che avete proposto, insomma. Vabbè, insomma, diciamo che c'è a Venezia, mi pare il prossimo mese, hanno ripreso il festival della canzone veneziana, no, al Malibra, mi pare, a fine mese. Anche noi l'abbiamo proposta a Tre Porti, la riproporremo anche il prossimo anno, quindi vediamo di dare una mano, di dare un aiuto anche a questo, insomma. Va bene, ascoltate, grazie mille per la vostra partecipazione. Vabbè, grazie a te. Con l'ICA, quando hai i nuovi link, e poi quanto tempo stai in Giappone? 3 mesi. E allora ci risentiamo. Avremo 8 ore di differenza. Va bene, dai, ci metteremo d'accordo. O mi telefonate a mezzanotte, che sono le 8 del mattino di lì. Ci organizziamo. Sì, dai. Benissimo, saluto tutti quelli che ci ascoltano. Un grande abbraccio e grazie dell'invito. Grazie anche a Stefano. E buona fortuna per noi con la nostra musica, per le gondolfiere. Mongolfiere. Bella però questa crasi. Gondolfiere. Una gondola mischiata con una mongolfiera. Potremmo brevettarla. Il prossimo disegno sarà una gondolfiera. Va bene. Non è male. Grazie mille e grazie ci a voi. sentiamo. Grazie a voi. Ciao, stasera sono qui, mi va di cantare perché sei con me. Ciao, stasera con te mi sento felice perché bambina tu, più bella che mai, ricordi l'amore che c'era tra noi. Bambina, sì, rimani qui con me, stasera amore, la serenata ti farò. Bambina, senti come ride il cuore, vicino a te, felice perché è l'ovvio amore.
cuore. La serenata ti farò, bambina, senti come ride il cuore. Vicino a te, felice perché I love you, amore. Eccoci a bordo della mongolfiera in partenza per Zurigo e con un volo di pochi secondi siamo già arrivati dal nostro amico Maurizio Nappa, lettore forte, come ama definirsi lui, e gestisce anche un blog dove parla di libri, ma non solo. E l'abbiamo chiamato per parlare di un'autrice ruandese che ha un nome che non so bene come pronunciare, però Scolastica credo che sia il nome proprio, l'ho trovato abbastanza divertente e quindi Maurizio a te la parola. Certo, buonasera a tutti, grazie Rossella. Sì, stiamo parlando di Scholastique Mukasonga, che è una scrittrice ruandese che vive da tanti anni in Belgio, tra Belgio e Francia, perché fu costretta a scappare durante i massacri del 94, quello chiaramente il genocidio, quello più grande della storia del Ruanda, che sterminò quasi tutta la sua famiglia. Ma non parliamo di genocidio stavolta, anche se lei ha scritto diversi libri su questo, uno dei quali è stato pubblicato in Italia diversi anni fa. Stavolta parliamo di un altro tema, che è quello della carestia, della siccità, ma anche della religione e del colonialismo. Ci sono, in un romanzo molto breve, parliamo di 120 pagine, si chiama Kibogo è salito in cielo, ci sono tutti questi temi. Io l'ho letto quest'estate in un momento di caldo torrido e mi aveva colpito notare, avevo guardato un po' le notizie del telegiornale italiano, quindi seguivo un po' le notizie italiane e vedevo che c'erano diversi preti che dicevano delle messe speciali per, insomma, per combattere la siccità, per, come dire, per augurare, insomma, propiziare la pioggia. Esatto. Abbiamo avuto anche questo. Ecco, una cosa che per me non religioso era quasi blasfemia, insomma. Quindi la cosa mi ha colpito un po' e scopro per caso che veniva pubblicato il secondo libro in italiano di Scholastique Mukasonga dopo 10 anni dal primo, che trattava proprio di questo argomento. L'ho comprato subito, ho cominciato a leggerlo, mi sono trovato in Ruanda ai tempi dei primi missionari cattolici, quindi vanno in questo paese, si accordano con il re locale che aderisce subito al battesimo, quindi incoraggia il battesimo. E come al solito ci si ritrova in una situazione un po' ibrida, alle tradizioni locali, alle religioni locali si è affiancata la religione cattolica. Questi missionari chiaramente fanno di tutto affinché le tradizioni locali vengano scoraggiate, fino a farle scomparire. Ma c'è un ma, ci si ritrova in in un periodo di grande siccità con una forte carestia e nelle tradizioni locali c'è la figura di Kibogo che non è dissimile da quella di Gesù. Kibogo sale in cielo per prendere l'acqua e per portare la pioggia in queste valli aride. Quindi somiglia molto alla storia di Gesù, solo che le persone locali non devono pregare Kibogo, devono pregare Gesù. Ma nulla accade e ci sono alcuni degli abitanti del villaggio che pensano bene, come ultima ratio, di provare anche con Kibogo. Proviamo anche con Kibogo, non si sa mai, insomma. Quindi è un po' questo il nucleo del libro. Chiaramente non vi racconto di più, ma vi posso dire che la Mukasonga, attraverso
questi personaggi locali attraverso la sua scrittura gentile, è sempre è una scrittura molto ricca, ma non, come dire, non pesante. Lei non appesantisce quando descrive, è una scrittura con aggettivi mai estremi, però riesce a farci vedere tutte le contraddizioni della religione, riesce a farci assaggiare il senso di superiorità che come dire, il conquistatore, il colonizzatore ha nei confronti del colonizzato. Quindi la religione giusta è solo quella cattolica, sebbene le storie in realtà siano le stesse, siano molto simili. E quindi c'è questo anche adattarsi dei vinti, dei dominati, anche qui se vogliamo, che si adattano chiaramente al nuovo venuto, alla nuova religione e tutto, però sotto sotto cercano comunque insomma, di trovare la loro via d'uscita. Ecco, l'unica persona positiva tra i vari bianchi è lo scienziato che è lì per alcuni studi su queste popolazioni, che riconosce il valore anche della tradizione orale, tant'è vero che dice ai suoi discepoli che sono lì per studiare, alcuni africani, altri europei, dice anche i popoli senza scrittura hanno le loro biblioteche. La tradizione orale è altrettanto valida come quella scritta. Noi siamo abituati alla tradizione scritta, in questi villaggi è la tradizione orale che tramanda la storia dei popoli, la storia dei villaggi. Quindi con il suo stile gentile, pacato, la Mukasonga condanna il colonialismo, quel colonialismo e come dire, quella visione occidentale del mondo a cui noi in fondo siamo abituati e che guardiamo sempre con gli stessi occhiali. È un libro molto breve, ripeto, 120 pagine, che mi ha permesso di ritrovare una grande scrittrice che avevo conosciuto anni fa con un libro che si chiamava Nostra Signora del Nilo, che era il nome di un liceo al quale accedevano le ragazze di buona famiglia. Era ambientato all'inizio degli anni 70, quando comincia un po', come dire, ci furono le prime ribellioni che poi 20 anni dopo portarono al vero e proprio genocidio. Allora c'erano nelle scuole ruandesi c'erano le quote, quindi dovevano essere ammesse anche nel liceo prestigioso delle ragazze Tutsi per il 10% del totale, e questo Nostra Signora del Nilo è raccontato da queste ragazze che erano andate a studiare lì, quindi che erano una minoranza all'interno di un liceo femminile. Io la scoprì allora, poi non ne ho più sentito parlare e dopo 10 anni un piccolo editore che è nato da poco, da qualche anno, Utopia, un editore milanese, ha proposto il secondo romanzo della Mukasonga in italiano. Teniamo presente che lei è molto conosciuta nell'Europa francofona, nell'Africa francofona ovviamente, e ha vinto diversi premi, è stata candidata al premio Nobel, quindi anche qui insomma non stupiamoci se poi fra qualche anno arriva una notizia. Un nome che alle orecchie di molti di noi può sembrare un po' strano. Perché insomma in italiano sono solo questi due i libri tradotti? Per il momento credo di sì. Io ho trovato solo questi due, quest'ultimo pubblicato da Utopia, l'altro da 66 and Second, quindi due case editrici indipendenti che, come tante case editrici indipendenti italiane, fanno un ottimo lavoro e scovano talenti a noi sconosciuti, ecco. Davvero, forse vanno un po' meno in automatico, no? Con i grandi nomi, e fanno anche un po' di lavoro di ricerca che è preziosissimo per far circolare le idee. Infatti, è un libro che vi consiglio, ci fa vedere la parte
parte della nostra storia con occhiali diversi. Da un punto di vista diverso, sì, perché a volte, per quanto ci sforziamo, come dicevamo anche prima, no? Un'altra volta così, per quanto ci sforziamo razionalmente, è difficile mettersi nei panni di chi ha vissuto esperienze completamente diverse. Quindi, comunque è divertente questa cosa sulla religione, perché sì, mi ricordo che un missionario una volta che lavorava che era attivo in Amazzonia, ha detto: sì, sì, dice, ma si sono convertiti, certo, hanno 3-4 mogli, cosa devo fare? Da qualche punto devo anche mollarlo. È giusto. E mi era piaciuto tantissimo così. E questa capacità di sincretismo, no? Che comunque... Esatto, è quello che si trova anche in questo libro, quindi ti piacerà sicuramente. Benissimo. Allora, grazie mille Maurizio. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Un bacio a te, l'amante delle cause perse, un bacio a te che hai ritrovato le risposte, un bacio a te che ti rivedi da bambino sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo, un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse, un bacio a te intrappolato tra le onde, un bacio a te che fai comizi per campare a chi non ha più voglia di puntare sull'amore, un bacio a te che mi è cresciuto col sorriso, un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso, un bacio a te che te ne fotti se sbagliato e chi molto spesso non è stato il ben voluto e chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare, un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome, ma tu baciami più forte perché mi servirà, che sono una causa persa, una bellissima festa, di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. A te che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto, un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato ma ricordo ancora le parole su quel muro, un bacio a te che perlomeno ci hai provato e che un bel giorno si è svegliato ed è sparito. Per cambiare il tempo non ci vuole un grande piano ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo, un bacio a te che preferisci ancora un libro, un bacio a chi combatte il sacro col destino, un bacio a tutte le stronzate che sparate e chi nei porno cerca ancora il lieto fine, chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare, un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome, ma tu baciami più forte perché mi servirà, che sono una causa persa, una bellissima festa, di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. Quando mi dirai che sono un fallito cronico e che ho perso le occasioni, treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me, senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante da voi.
Una bellissima festa, i Diplomatico, i Pinco Panco, andatevi a prendere i dischi, le musiche del Diplomatico Pinco Panco che sono veramente bravi, belle musiche originali, canzoni italiane, misto, tarantella, pugliesi, e un po' di veneziano, sono bravi, proprio bravi e sono contento di metterli su. Diplomatico del Pinco Panco, ma non solo, ma Radio Nostra, qui non facciamo solo il giro del mondo in 80 giorni, ma abbiamo anche le playlist di Lorella Turchetto, che è iniziato 2 settimane fa. Potete trovare la Eurovision Song Contest, le varie canzoni, i brani che hanno partecipato all'Eurofestival in pratica, e quella della scorsa settimana, italiani che hanno cantato le cover inglesi. Molto bella anche questa. Molto bella questa idea anche, Sì. perché Lorella è bravissima a trovare un filo conduttore e mettere insieme tante cose che magari non ci viene in mente di mettere insieme, ecco, per cui vale la pena di ascoltare. Queste le trovate solo sulle piattaforme audio, quindi su Spotify, Anchor, Google Podcast, ce ne sono una miriade. Cercate Radio Nostra e ci Quindi siamo. queste vanno bene anche per quando si va a camminare. Sì, Si fa esatto. le cuffiette O anche e metterla ci dà un po' il ritmo. mettere anche in auto con il Bluetooth. Sono molto validi, insomma, si ascoltano volentieri. Ogni giovedì esce una playlist, quindi aspettiamo il prossimo giovedì e vediamo cosa ci regalerà la nostra cara amata Lorella. E basta, è finita qua? E a Finisce? proposito di giovedì, Cosa c'è giovedì? e credevo che lo volessi dire tu, a meno che io non mi sbagli, mi pare che giovedì ci siano le prove per il coro. Ah, brava, qua mi trovo impreparato per mettere il logo del coro. Perché noi qui è tutto in tempo reale, niente di... Allora, vediamo un po', intanto prendiamo un po' di tempo nella ricerca del logo. Sì, al giovedì, a proposito appunto di le prove sono aperte a tutti. Eccolo qua, ancora a tutti. Chi è un po' lontano, basta che prenda una mongolfiera un attimo. o una gondolfiera che adesso Una abbiamo gondolfiera. e viene qui al Cavallino. Facciamo questo coro di canzoni veneziane. Adesso stiamo preparando un paio di brani un po' per il Natale, anche se non dovrei dirlo, ma ormai l'ho detto. Insieme a Nicoletto di Bindi che partecipano al corso di Dana School. Ecco qua, finalmente ho messo anche il logo. Ecco qua il logo del coro. E ci stiamo specializzando, cioè vogliamo specializzarsi nelle canzoni veneziane e venete, insomma, e dargli una caratteristica. Appunto, come si parlava prima con Stefano, ci sono tantissime canzoni veneziane carine, belle, con degli arrangiamenti che vengono fuori dei bei brani molto belli da ascoltare, insomma. Quindi che meritano, è un tipo di musica che merita di essere valorizzata e conosciuta, perché non è neanche tanto conosciuta, ecco, diciamo questa cosa. Esatto. E basta, quindi venite al coro, ascoltate le playlist, ascoltate il Giro del Mondo in 80 giorni. Salutiamo sempre i nostri 2 amici cinesi che ho visto che si sono riagganciati al sito, e abbiamo anche un ascoltatore dall'Uzbekistan. Dall'Uzbekistan, ma questa è la forse preparazione di una sorpresa, ma adesso ancora non la ancora un po' svegliamo. prestino, Facciamo un po' sì. di rullo di tamburi prima. Però intanto ci ascolta e ci sta ascoltando e lo salutiamo. Se ci stai ascoltando, ciao Roshan, perché sappiamo anche il nome proprio. Nome e cognome. Ormai i nostri servizi segreti di Radio Sono Nostra sono
Bene, finiamo qui. Insomma, anche questa è stata una bella trasmissione. Mettiamo un branetto. E se lo dice il regista ci possiamo No, credere. insomma, dai, sono carine, adesso non per dire, ma insomma, ci piace farle, quindi se ci piace anche farlo, suppongo venga fuori anche un prodotto carino da ascoltare. E gli ascolti vanno anche bene, e quindi ci sentiamo lunedì prossimo con Grazie a tutti, altri lunedì nostri prossimo, qualche piccola ancora sorpresa. nostri inviati in giro per il mondo e per le varie attività. Quindi a lunedì prossimo, che saremo a novembre. Ciao a tutti. Ciao.